Una nuova storia voglio scrivere, più avanti andrò perché mi fido di te. E se mi sa il cammino devo piangere,
alzarvi in piedi, cominciamo questo culto di questa serata, di questa grande serata al Signore. Io sono sicuro che lo Spirito Santo si presenterà in mezzo a noi, sono sicuro che Dio avrà una parola per tanti di noi questa sera, sono sicuro che la gloria del Signore entrerà in questa casa e farà la sua volontà in mezzo a noi. Ma voglio invitarti a cominciare questo culto pregando Dio e chiedendo a Dio di presentarsi in mezzo a noi. Aspettiamo che i bambini vanno di là, aspettiamo che ci sia un clima appropriato per cominciare un culto al Signore e preghiamo insieme perché Dio si possa presentare questa sera in mezzo a noi. Preghiamo Dio perché veramente Lui possa cambiare ancora una volta le nostre vite, i nostri pensieri, i nostri cuori, che possa portare il suo spirito di trasformazione in mezzo a noi questa sera, che durante le lodi la sua gloria si possa sentire fortemente in mezzo a noi. Preghiamo il Signore e diciamogli che Lui è benvenuto qua questa sera. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di poterti rendere presente qua in mezzo a noi questa sera. Io ti chiedo, Dio, di poter riempire questa casa con la tua gloria, Signore, come tu sei solito fare, come, Signore, tu facesti già negli anni passati, nei secoli, nei millenni passati. Io ti chiedo, Dio, di poter essere così anche oggi. Noi sappiamo, Padre, che tu sei lo stesso Dio ieri, oggi e per sempre. Sappiamo che tu non cambi, sappiamo che tu ancora, Signore, agisci per il bene di coloro che ti amano. E qua, Signore, c'è un popolo, c'è una famiglia che ti ama e che vuole, Signore, questa sera ricevere da te qualcosa. Io ti chiedo, Dio, di renderti qua presente in mezzo a noi questa sera. Mostraci, Signore, la tua gloria, la tua potenza, mostraci la tua misericordia, mostraci la tua bontà e il tuo amore, Signore. Qualunque sia il modo in cui tu voglia lavorare questa sera, Dio, noi ti diciamo, tu sei benvenuto qui. Fai la tua volontà in mezzo a noi. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo che questo possa essere un culto benedetto per la tua gloria, per il tuo onore. Amen. Amen, alleluia. Possiamo fare un applauso al Signore? Questa canzone che noi canteremo è nuova, non è nuova scritta, ma è nuova per la Lodi. Io vi ho mandato nei gruppi, spero che abbiate provato, imparato. A un certo punto vi chiamerò qua per cantare una parte, scherzo. Ma cerchiamo di adorare il Signore. Questo non è un concerto, ma è un momento di adorazione al Signore. Non aspettate niente da noi, ma partecipate. Noi siamo chiamati a partecipare, quindi ti invito a partecipare di questa lode, di questo momento, in questo culto. Amen? Amen? Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui un giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, non si fermerà. Gesù, tu sei qui, portando i nostri pesi, ci hai dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me. Guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia! Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui un giorno ha vinto, sì ha vinto già.
non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, portando i nostri pesi, ci hai dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. Facciamo tutti così con la mano. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, il remo combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò e goderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Allora, noi faremo ancora una volta la parte Dio per noi combatti. Io vorrei che tu uscissi dal tuo posto e salutassi il tuo fratello, gioissi, guarda, oggi è un giorno speciale, un giorno che noi siamo nella casa del Signore, non è il giorno di fare il muso, non è il giorno di mantenere la tristezza, è il giorno di gioia, è il giorno di pace, è il giorno di allegria. Quindi esci dal tuo posto, saluta il tuo fratello, muoviti un po', cammina per la chiesa, amen, e dichiara Dio per noi combatte. Smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La
Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, Il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, morirò, la tua potenza vive in me, son libero, son libero. Io vivrò, non morirò, la tua e dichiarerò. Guarito sono nel nome di Gesù. io vivrò, Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, loderò e dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. alleluia. Santo Spirito, noi ti esaltiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. C'è un nome bellissimo e questo nome si chiama Gesù. Amém? Esiste un nome bellissimo e questo nome si chiama Gesù. Questo nome ti deve portare allegria, ti deve portare gioia. Quando noi sentiamo questo nome, nostra faccia deve cambiare, perché noi sappiamo che da questo nome c'è salvezza, da questo nome c'è restaurazione, da questo nome c'è trasformazione e noi possiamo tutto nel nome di Gesù. Questo nome è bellissimo, questo nome è un'arma per ogni credente. Il nome di Gesù è un'arma per ogni credente. Noi dobbiamo credere in questo nome. Noi possiamo dichiarare che il suo nome è bellissimo. Noi possiamo dichiarare la grandezza del suo nome. Noi possiamo dichiarare che noi siamo qui per il suo nome, per adorarlo. Noi non siamo qui per ascoltare questa lode, ma noi siamo qui per lodarlo. Noi siamo qui per lodarlo. È per questo che noi siamo qui, Padre. È per questo che noi siamo qui, per adorarti, per lodarti. Il tuo nome è bello, il tuo nome è bellissimo. Oh Spirito Santo di Deus. Alleluia. Santo Spirito. All'inizio eri la parola. Tu vai cantare. No continuo. Si è rivelato su Gesù, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo.
è bellissimo. nome di Gesù. Lasciato il cielo per trovarmi, per salvare scegliermi. Amore più grande del mio peccato, venti pochi versi, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re, ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Il tuo nome è doce, il tuo nome è bellissimo, Padre. Il tuo nome è bellissimo. Oh, un nome mais doce, un nome bellissimo. La morte ha vinto, il cielo è strappato, la tomba vuota adesso è il cielo t'adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasti vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu eri il regno, tu è la gloria,
Signore. Adore questo nome bellissimo. Adoro. Oh, ti adoriamo. Santo Spirito de Deus. Santo Spirito de Deus. Santo Spirito de Deus. Santo Spirito. Santo Spirito de Deus. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore. Adore, 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 adore. Adore. E non mai sido. Tu sei innalzato, tu sei adorato, e non c'è nessun altro, e non c'è nessun altro, non c'è nessun altro, solo tu, solo tu, solo tu, grandissimo Dio. Sei intronizzato in questa chiesa, sei intronizzato, il trono è tuo, la gloria è tua, è tutto per te Gesù, tu tua fedeltà, il tuo amore, è tutto per te Gesù, in altro, in Santo,
Quanto è bello il nome di Gesù. Quanto è bello il nome di Gesù. La parola di Dio ci dice che è per mezzo del suo nome che ogni cosa è stata creata. È per mezzo di questo nome bellissimo che i cieli e la terra sono stati creati. La parola di Dio ci dice che è per mezzo di questo nome bellissimo che noi possiamo chiedere qualsiasi cosa e Dio ce la darà. Per mezzo di questo nome bellissimo che abbiamo appena cantato. Ma il vero motivo per il quale questo nome è così bellissimo non è perché attraverso questo nome ogni cosa che esiste è stata creata, e non è neanche perché attraverso questo nome noi possiamo chiedere qualsiasi cosa e Dio ce la darà. Il vero motivo è perché c'è scritto in Filippesi al capitolo 2 che Gesù non ha ritenuto l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma ha svuotato se stesso prendendo forma di servo, e è venuto qua in mezzo a noi, e è stato qua e ha camminato con noi, e come noi ha sofferto quello che noi soffriamo ogni giorno fino alla morte, e la morte sulla croce. E per questo motivo Dio ha innalzato il suo nome sopra ogni altro nome. Questo nome è così bello non perché è un nome onnipotente, questo nome è così bello perché attraverso questo nome noi abbiamo la salvezza. Questo nome è così bello perché è il nome di qualcuno che è venuto per morire per noi, è venuto per morire per te, e è questo nome che noi dobbiamo fissare. È questo l'obiettivo che noi dobbiamo fissare, è questo ciò a cui noi dobbiamo puntare. Puntiamo Gesù, puntiamo Gesù, che la nostra vita abbia questo obiettivo. Alberto punta a Gesù, Luciana punta a Gesù, Fabiana punta a Gesù, Norma punta a Gesù, Fabio punta a Gesù. Puntiamo su Gesù. Che questo sia il nostro obiettivo, non perché in questo nome noi possiamo ogni cosa, ma perché attraverso questo nome, il nostro nome oggi è scritto su nel cielo. Amen. Amen. Voglio lasciare qualche avviso prima di continuare a lodare il Signore. Ti chiedo di sederti, saremo molto brevi oggi. Allora domani, prego missionaria Marinei, la invito a presentare l'incontro di domani. Prego. Pace. Domani alle 16 ogni donna che fa parte di questa chiesa c'è un incontro qua con nostro Signore Gesù Cristo. Comincerà alle 16 ore. Lui sarà già qua. No. Te, quando venite da vostra casa, lui virá já insieme a voi. Amém? E che domani alle 6 ci possiamo essere qua con il nostro tè delle donne. È un tè para confraternizzazione, un tè dove possiamo ascoltare la parola del Signore. La pedicatrice viene da Mantova, si chiama Irene, è tanto preparata, está se preparando para portare a voi aquilo que o Senhor já parlato com lei. E saremo qua anche para confraternizar com tante mangiare. Só mangiamo se nós portiamo, se não portiamo não mangiamo niente. Então questo depende solo da noi, va bene? Sono proprio veramente contenta com este tè, sarà realizzato, è stato un tè assim, organizzato tanto in fretta, ma le cose do Senhor è così, dobbiamo stare sempre preparati che non sappiamo il giorno che Lui arriverà. Então è meglio che noi ci organizziamo prima, né? Que così quando Lui si arriverà siamo già opposti quando arriviamo lá no cielo, siamo già tutti già preparati perché sappiamo come comportarsi qua. Amém?
Amen. Facciamo un applauso alle donne per il tè di domani. Sarà sicuramente un pomeriggio di apprendimento alla presenza dello Spirito Santo. Dopodiché mercoledì abbiamo il nostro culto ricarica alle ore 20, prima del culto c'è la preghiera alle 18:30, preghiera guidata dai giovani questa settimana. Giovedì invece abbiamo l'ultima lezione di lampada, abbiamo cominciato a maggio dell'anno scorso, finiamo a maggio di quest'anno, un anno di lampada, poi riprenderemo, ma intanto giovedì ci sarà l'ultima lezione, sempre alle 21, sempre su Zoom. Andiamo più avanti nel tempo, no, questo è tornare indietro, più avanti, eccoci qua. Dal 27 al 29 di maggio sarà con noi la psicologa Lucileia Godoy, è una psicologa cristiana, è già stata con noi diversi anni fa, abbiamo presentato questo evento anche la settimana scorsa, è una donna veramente usata da Dio che usa la psicologia e la parola per guarire le ferite delle persone, ferite emotive, ferite spirituali delle persone, quindi saranno sicuramente 3 giorni fantastici alla presenza del Signore. Non penso che ci siano altri, no, vero? No, torniamo sempre qua. A posto, non penso che ce ne siano altri. C'è? No. Ah, c'è l'incontro con i giovani di Verona che sarà questo venerdì. Pace a tutti. Speravo ci fosse il banner perché non mi ricordo esattamente l'ora, però mi farò aiutare. Allora, venerdì ci sarà questo evento di preghiera che si chiama X Generation. Purtroppo non abbiamo il banner. Sarà alle ore 19:30, ok? Però cerchiamo di essere un po' prima lì, ok? E allora, io amo questo nome che hanno dato a questo evento che si chiama X Generation. Noi sappiamo che ci sono tante generazioni, no? C'è la generazione Z, Y, vabbè, ok, tutti i millennial, tutte queste cose qui. E questo incontro si chiama X Generation perché? Perché la X è un'incognita. In matematica, chi studia matematica, Tai dove sei? Non c'è, infatti. Sa che la X può essere qualsiasi valore, vero? E il fatto è che il valore nostro, della nostra generazione, è il valore che Dio decide per noi. E io amo questo nome, X Generation. La nostra è una generazione che ha un valore che non è decisa da quelli che stanno fuori, che non è decisa da noi stessi, che non è decisa dai nostri genitori o dalle persone che ci odiano, ma è decisa da Dio. E questo è veramente il messaggio che noi vogliamo portare ai giovani di Verona, che c'è una generazione che ha valore agli occhi di Dio e c'è una generazione che Dio desidera. Questo è un incontro meraviglioso, in preparazione però per l'evangelizzazione che ci sarà il giorno dopo alle 4:30, dobbiamo essere lì alle 4 perché dobbiamo pregare. 3:30, ah ok, top. Ok, quindi alle 7:30 in chiesa International Church, alle 3:30 in piazza Bra. Comunque tutto quello che si farà ci verrà spiegato venerdì. Quindi siateci se siete dei giovani e non vedo l'ora. Ah, anche adolescenti mi dicono, ok. Grazie. Amen. Adesso facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Ti invito a alzarti in piedi, poi continueremo a lodare il Signore. Te che oggi hai portato qualcosa alla casa del Signore con cuore gioioso, sei benvenuto in questo momento a
a lasciare questa tua forma di adorazione, questa tua offerta alla casa del Signore. Io credo che Dio voglia fare ancora tanto, per fare ancora tanto c'è bisogno dell'aiuto di tutti e in questo momento tu hai la possibilità di dare questo aiuto. Padre, nel nome di Gesù in questo momento vogliamo pregarti per le decime, per le offerte, Signore, quello che ognuno di noi ha messo nel proprio cuore, Signore, con gioia di donare oggi alla tua casa. Io ti chiedo, Signore, di riceverlo con gioia, di benedire, Padre, ognuna di queste case, Signore, le case di coloro che oggi possono dare, le case di coloro che non possono, Signore, che siano benedette da te, che tu possa versare il tuo spirito e le tue migliori benedizioni su ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Io non voglio amare le cose di qui, perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene, egli viene. Voglio amare le cose di qui, perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene, egli viene. Tu sei, Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni. Tu sei, Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Dichiariamo ora vieni. Tu sei Signore, tu sei
sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni, tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni, tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni, io so che presto arrivi, Chi sarà pronto con lui andrà. nella sua gloria ad abitare. Non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò. Egli viene, egli viene. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere la lode. Noi dichiariamo ora vieni. Tu sei Signore. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio, degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni, tu sei Signore, il nostro Dio, Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo ora vieni, io so che presto arriverà. Chi sarà pronto lui andrà. Nella sua gloria ad abitare. Non ci sarà più tristezza e timore, io canterò, degno è l'agnello. Egli viene, egli viene.
Invito a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, al capitolo 18. Per 3 oggi Marcos mi ha salvato, 2 volte da Lia, una volta dal mal di gola. Volevo ricordare a tutti, non è stato dato ufficialmente questo avviso, ma è una cosa che penso che tutti quanti sappiano: le mascherine non sono più obbligatorie, no? Quindi se volete usarle, se avete timore di poter essere influenzati o influenzare, nessuno fa problemi a questo, ovviamente. Tutti possono fare ciò che ritengono più opportuno, ma allo stesso modo, se non volete usarle, non c'è nessun problema. Altro avviso: abbiamo acceso i condizionatori nel fresco. Sentite il che fresco? Se sentite troppo freddo ce lo dite che li spegniamo. Amen. Luca capitolo 18 dal versetto 1 in avanti. Riesci a metterlo qua? Propose loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Fino a qua. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo ricevere, Signore, da Te quello che Tu vuoi dirci questa sera. Io Ti chiedo, Signore, di rendere i nostri orecchi sensibili alla Tua parola, il nostro cuore pronto, Signore, per riceverla come il miglior terreno fertile, Signore. Ma soprattutto, Padre, io Ti chiedo dal basso, Signore, di ciò che io sono, Signore, di rendermi capace in questo momento di portare la Tua parola, che il Tuo Spirito possa scorrere in me, attraverso di me, Signore, raggiungere, Signore, tutto ciò che Tu vuoi raggiungere questa sera, che la Tua volontà possa essere fatta, Signore, come sta scritto nella Tua parola, Signore, che ogni parola che questa sera uscirà, Signore, da Te non ritorni a Te senza aver compiuto ciò che Tu desideri. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Voglio cominciare dal versetto 1 di questo testo che abbiamo letto. Questo testo è una parabola, come avete visto, una parabola che Gesù ha raccontato per dimostrare che bisogna pregare sempre e pregare con perseveranza. Ma voglio concentrarmi inizialmente su ciò che il versetto 1, che ancora non è entrato nella parabola, quindi ci propone. Dice così: propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Propose loro ancora.
Questo versetto ci fa capire che Gesù sta parlando con qualcuno. E con chi sta parlando Gesù quando racconta questa parabola? Se noi andiamo indietro di qualche passo, o anche se andiamo avanti, in realtà noi scopriamo che in questo preciso momento Gesù non sta parlando con qualsiasi persona, Gesù non sta parlando con farisei, Gesù non sta parlando con altre persone, Gesù sta parlando con i suoi discepoli. Quando Gesù racconta questa parabola sta parlando con i suoi discepoli. E questo mi porta a pensare che tutto ciò che Gesù dirà da ora in avanti non è soltanto per quelle persone che erano il suo auditorio all'epoca, ma è per tutti quanti noi che oggi siamo i discepoli di Gesù. Quindi tutto ciò che Gesù ci insegna a partire da questo momento in avanti non vale per altre persone se non per noi che oggi siamo qua ad ascoltare la parola di Dio in quanto discepoli di Gesù. Ma non solo questo mi informa questo primo versetto. Perché? Perché tante volte nella parola di Dio noi vediamo Gesù fare grandi prediche o semplici frasi e tutte queste sono parole di ravvedimento. Noi vediamo Gesù fare questo con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo che si presenta da Gesù facendogli delle domande. Gesù con una parola fa ravvedere Nicodemo. Noi possiamo capire questo perché dopo vedremo Nicodemo presentarsi ancora a favore di Gesù più avanti nella parola di Dio. Noi vediamo questo quando Gesù parla con la donna samaritana. La donna samaritana era per l'appunto una samaritana, quindi non aveva la stessa fede degli ebrei. Eppure Gesù con una parola fa in modo che questa persona si converta e che la sua conversione faccia convertire altre persone samaritane intorno a lei. Noi vediamo questo agire di Gesù con parole di ravvedimento in tantissime parti della Bibbia. Lo vediamo con la donna adultera, ad esempio. Tutti quanti noi ricordiamo quel passo in cui delle persone vogliono lapidare una donna adultera. Gesù si presenta e dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. In quel momento, attraverso questa parola di ravvedimento, tutte quelle persone lasciano la loro pietra e se ne vanno. Noi vediamo Gesù andare a casa di Zaccheo, che era un pubblicano, e in quella serata fa convertire Zaccheo e tutta la sua famiglia. Tutte le volte che Gesù mette una parola di ravvedimento nel cuore delle persone, o la gran parte, maggioranza delle volte, vediamo che Gesù riesce nel suo proposito, ovvero far ravvedere la persona. Ma non sempre Gesù riesce subito nel suo proposito attraverso delle parole. Quando noi vediamo che Gesù parla con i suoi discepoli, tante volte le parole di Gesù ci mettono veramente molto tempo prima che riescano ad entrare nel cuore dei discepoli. Noi vediamo questo quando Gesù moltiplica quel pane e quei pesci per quei 5.000 uomini. Dopo che ha fatto questo, Gesù fa un sermone a questi 5.000 uomini, e di questi 5.000 non ne resta nemmeno uno, se non i 12 apostoli. Noi vediamo che Gesù tante volte insegna a proposito della preghiera. Questo che abbiamo letto è una di quelle volte. Eppure, quando Gesù si trova nel giardino del Getsemani, chiama le 3 colonne, quelle che poi diventeranno le 3 colonne della Chiesa, Pietro, Giacomo e Giovanni, a pregare con lui. E tutti e 3 non riescono a stare svegli a pregare, nonostante Gesù tante volte avesse insegnato l'importanza della preghiera. Noi vediamo Gesù tante volte insegnare che la tua sinistra non veda quello che fa la tua destra. Vediamo Gesù tante volte insegnare che bisogna essere umili, che non bisogna riempire il proprio ego. Eppure, non so se vi ricordate quell'episodio in cui c'è un giovane ricco che si presenta da Gesù e gli dice: cosa devo fare per essere perfetto? Gesù gli dice: segui i comandamenti. E il giovane ricco dice: io questo già lo faccio. Allora Gesù dice: va bene, allora prendi tutto quello che hai e dallo via, dopo seguimi. E il giovane ricco non volle farlo perché aveva tanti beni. Quando il giovane ricco se ne va, Pietro si alza e dice: hai visto, Signore, noi ti abbiamo seguito, noi abbiamo lasciato tutto quanto e ti abbiamo seguito. Pietro ha riempito il suo ego, quello che stava facendo era vero, è vero, lui aveva lasciato tutto, aveva seguito Gesù, ma non era questo il modo giusto di comportarsi, ovvero riempire il proprio ego
dicendo il giovane ricco non ha lasciato tutto per te, io invece l'ho lasciato. Noi abbiamo visto tante volte che Gesù dà queste parole ai suoi discepoli, eppure i suoi discepoli non sono riusciti a seguire gli insegnamenti di Gesù. E questo ci fa capire una cosa, che non è facile dare una parola di ravvedimento a qualcuno e fare in modo che questa persona si ravveda, anche perché questo non dipende da noi, è lo Spirito Santo che ci convince del peccato. Ma forse ancora più difficile è dare una parola di struttura per qualcuno, ovvero far crescere la struttura spirituale di qualcuno. È ancora più difficile che far ravvedere qualcuno. E questo ce lo dimostra Gesù, in quanto tutte le volte che lui predicava a persone che dovevano ravvedersi, queste molte volte si ravvedevano. Ma quando Gesù predicava a persone che dovevano ottenere una struttura spirituale, queste persone non riuscivano a ottenere questa struttura spirituale, se non dopo molto, molto e molto tempo. Non ho detto che non l'hanno mai ottenuto, ma ho detto che lo hanno ottenuto, ma solamente dopo veramente molte prediche di Gesù. Che cos'è una struttura spirituale? Noi possiamo vedere questo in due passi della Bibbia. Vediamo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 7, versetto 24, che dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Questo versetto della Bibbia ci dimostra cos'è una struttura spirituale. Costruire la nostra casa sulla roccia è avere struttura spirituale. Lo stesso versetto, se noi lo vediamo nel Vangelo di Luca, dice così: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era costruita bene. Una struttura spirituale, avere una struttura spirituale, come c'è scritto nel Vangelo di Matteo in questo passo, significa ascoltare le parole di Gesù e metterle in pratica. Questo significa avere struttura spirituale, ascoltare le parole di Gesù e metterle in pratica. Nel Vangelo di Luca ci viene anche detto un piccolo segreto di come fare questo. Bisogna scavare e scavare profondamente per tirare via tutto ciò che fa parte di noi, che non permette allo Spirito di Dio di agire, per fare posto alle fondamenta di questa casa. Ma in che modo Gesù ha creato questa struttura nei suoi discepoli? In che modo Gesù ha creato la struttura spirituale di cui stiamo parlando nei suoi discepoli? Attraverso la costanza. Gesù ha creato una struttura spirituale nei suoi discepoli attraverso la costanza. Gesù viveva una vita costante. Che cos'è la costanza? Costanza è perseveranza, costanza è continuità, puoi chiamarlo col termine che più preferisci per capirlo bene, ma una cosa fondamentale è che noi cristiani impariamo questo termine e cominciamo a vivere questo termine. Gesù viveva una vita di costanza. Gesù viveva una vita di costanza. Che cosa vuol dire? Che Gesù pregava 24 ore al giorno, o che Gesù insegnava 24 ore al giorno, che Gesù faceva miracoli 24 ore al giorno. Non vuol dire questo. Vuol dire che Gesù viveva una vita costante col ministero che lui doveva svolgere su questa terra. Ovvero, Gesù non pregava 24 ore al giorno, ma la Bibbia ci dice svariate volte che Gesù si fermava per pregare. Gesù non faceva 24 ore al giorno miracoli, ma la Bibbia ci dice che Gesù molte volte, quando c'era bisogno e quando lo Spirito Santo lo muoveva per farlo, faceva miracoli e guarigioni. La Bibbia non ci dice che Gesù insegnava 24 ore al giorno, ma ci dice che fin dalla sua infanzia Gesù leggeva la parola di Dio e la insegnava. Gesù ha vissuto una vita costante e questo è deve essere un riferimento per tutti noi che desideriamo avere una vita ministeriale come Gesù ebbe una vita ministeriale. Tutti noi che desideriamo avere una vita ministeriale dobbiamo assolutamente avere una vita costante.
Che cosa vuol dire? Che se tu desideri o senti di avere la chiamata di predicatore, devi avere una vita costante per la tua chiamata di predicatore. Che non vuol dire che devi predicare 24 ore al giorno, vuol dire che devi predicare quando c'è la possibilità di predicare, ma il resto del tempo devi avere una vita in costanza con la tua chiamata. Quindi essendo un esempio per le persone intorno a te, quindi avendo il momento dedicato alla preghiera, quindi avendo il momento dedicato alla lettura della Bibbia, allo studio della Bibbia, avere una vita in costanza con la tua chiamata. Se tu pensi di avere la chiamata di ministero di profeta, allora devi avere una vita in costanza con questa chiamata, che non vuol dire che devi profetizzare 24 ore al giorno, non vuol dire questo, vuol dire che tu devi profetizzare solo quando Dio ti dà la profezia. Tante volte le persone che sono profeta, per mantenere lo status di profeta, profetizzano anche quando non dovrebbero profetizzare. No, bisogna profetizzare quando Dio ti dà la profezia, ma nel resto del tempo bisogna vivere una vita in costanza con quello che è il tuo ministero. Quindi seguendo il direzionamento di Dio, pregando, chiedendo al Signore di usarci in ogni tempo. Gesù viveva una vita di costanza. E non solo viveva una vita di costanza, ma insegnava alle persone ad avere costanza. Perché Gesù insegnava le persone ad avere costanza? Come abbiamo appena letto in questa piccola parabola qua. Noi questa parabola la leggiamo per la costanza nella preghiera, ma da questa parabola si può estrarre il significato di avere costanza in diversi ambiti della nostra vita e non solamente nella preghiera. Perché Gesù insegnava ad avere costanza? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, quando Gesù fa quel discorso sul Monte degli Ulivi, che è un discorso profetico su quello che dovrà avvenire, Gesù dice: la vostra costanza sarà la vostra salvezza. Alla fine dei tempi, quando l'anticristo verrà, quando ci saranno tutte quelle tribolazioni dell'Apocalisse, la nostra costanza sarà la nostra salvezza. Questo c'è scritto in Luca nel capitolo 21. Quando prima, finché la lode ministrava e ha cantato quella canzone di che bellissimo nome, alla fine è stato detto che noi dobbiamo puntare su Gesù. Questa deve essere la nostra costanza. Il nostro obiettivo deve essere Gesù, la nostra costanza deve essere una vita rivolta verso Gesù, uno stile di vita rivolto verso Gesù. Un altro motivo per il quale Gesù insegnava la costanza è per quello che dice Paolo in 2 Corinzi, al capitolo 6, quando dice: in ogni cosa noi raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, eccetera, eccetera. Paolo si presenta alle chiese non tanto perché è un grande predicatore, non tanto perché dove passa lui ci sono miracoli, non tanto dove passa lui ci sono persone che trovano la salvezza, ma Paolo si presenta come una persona costante. Dice: noi raccomandiamo, ovvero noi presentiamo noi stessi per la nostra costanza. Cos'è che faceva di Paolo l'apostolo dei gentili? La sua costanza. Cos'è che faceva di Paolo quel grande uomo di Dio da tutti riconosciuto? La sua costanza. Paolo andava a Tessalonica, o Paolo andava a Corinto, o Paolo andava a Filippi, in qualsiasi luogo Paolo andava, era ben ricevuto. Perché? Per la sua costanza. E lui stesso ce lo dice attraverso questo passo in cui dice: io presento me stesso, noi raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio per la nostra grande costanza. Costanza in cosa? Costanza nelle prove, costanza nelle afflizioni, costanza nelle percosse, costanza nelle avversità. In tutte queste cose Paolo era costante, perché puntava il suo sguardo, fissava il suo sguardo su Gesù. Un altro motivo per il quale Gesù insegnava la costanza è perché attraverso la costanza si possono superare le prove. Nella lettera di Giacomo c'è scritto: vi ricordate la costanza di Giobbe? Giobbe attraverso la sua costanza superò le prove che Dio gli mise davanti. Infine un altro motivo
per il quale Gesù insegnava la costanza, era per raggiungere la perfezione. Sempre in Giacomo al capitolo 1 c'è scritto: e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. La costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti. Attraverso la costanza noi possiamo raggiungere la perfezione. Attraverso la costanza noi possiamo raggiungere la perfezione. Questa è una parola che forse risulta un po' astratta, ma dovrebbe diventare un nostro mantra, dovrebbe diventare qualcosa che ci ripetiamo ogni giorno. Se io sono costante nella mia vita con Gesù, io sono perfetto. Gesù trova me perfetto se io vivo una vita costante. Che cosa vuol dire vivere una vita costante? Vuol dire non vivere una vita di alti e bassi. Vuol dire non vivere una vita andando prima da una parte e poi dall'altra. Vuol dire non vivere una vita diviso a metà. Essere costante vuol dire essere fermo. Essere costante vuol dire non avere dislivelli. Essere costante vuol dire essere fermo. Questo è essere costante, essere fermo. Se noi siamo fermi in Cristo, noi siamo perfetti. Se noi siamo fermi, questo è essere costanti. E Gesù ci dice che se noi siamo fermi, noi raggiungeremo la salvezza. Se noi siamo fermi, noi saremo perfetti. Se noi siamo fermi, noi supereremo le prove. Se noi siamo fermi, noi ci potremmo presentarci a qualcuno e queste persone ci accoglieranno con gioia, perché noi siamo fermi, noi siamo costanti, come Paolo lo era. Questa parabola che abbiamo letto ci dice che in una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era anche una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Come abbiamo detto, questa parabola ci spiega perché noi dobbiamo pregare con perseveranza. Questa vedova è l'esempio di quella persona che continua a pregare finché Dio non dà risposta alle sue preghiere. È interessante però vedere tutti i soggetti che ci sono all'interno di questa parabola. Al versetto 2 comincia così: in una certa città. In una certa città. In una certa città significa che non è un posto preciso quello in cui questa parabola si sta compiendo, ovvero non è un posto preciso quello in cui noi dobbiamo mettere in atto la nostra costanza. Ci sono persone che dicono fare missioni a Verona è veramente troppo difficile, perché Verona è una città in cui le persone bestemmiano tutto il tempo. Le persone dicono troppe parolacce, le persone non vogliono assolutamente avere nulla a che vedere con Dio. Ci sono altri che dicono no, sicuramente fare missioni in Africa è molto più difficile, perché è vero, qua non bestemmiano, qua non dicono parolacce, qua non hanno tutto, ma proprio qua non hanno assolutamente nulla, e quindi è molto più difficile vivere una vita in questo luogo e riuscire a avere la forza per fare le missioni. C'è chi dice è molto più difficile fare la missione in India o in Corea, dove tu assolutamente non puoi predicare il Vangelo. C'è chi dice è più difficile fare missioni in America, perché qua tanti conoscono il Vangelo, ma qua tutti hanno già tutto, e quindi è molto più difficile fare missioni qua. Questa certa città che ci presenta in questa parabola è un luogo qualsiasi, perché non c'è un luogo più difficile di un altro per mettere in pratica la nostra costanza. Ogni luogo è un luogo adatto per mettere in pratica la nostra costanza. Ogni luogo è un luogo adatto per mettere in pratica la nostra perseveranza. Non esiste uno più facile, non esiste uno più difficile. Ogni luogo è un luogo adatto in cui noi possiamo trovare una sfida, una prova nel quale noi dobbiamo mettere in pratica la nostra costanza.
E in questo luogo c'era un giudice. E questo giudice c'è scritto che era un giudice che non temeva Dio. Possiamo dire che era un giudice malvagio. Gesù nel versetto 6 lo definisce ingiusto. Salomone lo definisce stolto perché dice che il principio della sapienza è il timore di Dio, quindi questo giudice che non temeva Dio era un giudice stolto. Possiamo dire che questo giudice aveva veramente un sacco di cattive qualità, ovvero questo giudice era la situazione più difficile contro cui qualcuno poteva andare ad imbattersi. Era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. Possiamo trovare, la Bibbia ci può dare tantissime indicazioni su che cosa vuol dire non temere Dio. Quindi noi possiamo trovare che tutte le cose più brutte le possiamo mettere in questo giudice. Era la peggior situazione in cui trovarsi. Ma non solo, la persona che aveva a che fare con questo giudice non era un re, non era un principe, non era neanche un artigiano, era una vedova. E a quel tempo la vedova era la persona più piccola all'interno di una società, perché una vedova non aveva solitamente di che sostentare la propria vita, non aveva solitamente un lavoro molto con cui non riusciva a guadagnare molto, tant'è che le vedove spesso andavano a sposarsi con i fratelli dei propri ex mariti. Era una situazione veramente difficile quella delle vedove a quel tempo. E quindi Gesù, non a caso, ci vuole rappresentare proprio la situazione più complessa che si possa trovare. La vedova, che era la persona più piccola all'interno della società, contro un giudice che non temeva Dio, che quindi era la persona più malvagia, potente e malvagia e stolta, la situazione più difficile che si potesse trovare. E tutta questa situazione ci fa capire come la costanza deve essere alla base della nostra fede. Noi, attraverso la nostra costanza, dobbiamo confidare sempre in Dio. Qualunque sia la situazione, anche se è una situazione che sembra così difficile o impossibile come quella che era per questa vedova che si stava trovando davanti, la situazione più brutta del mondo, questo giudice stolto e malvagio, la vedova ha confidato. In chi ha confidato? Nel giudice? No, la vedova non ha confidato nel giudice, la vedova ha confidato in Dio. La parola di Dio ci dice che i gigli del campo non si preoccupano di come sono vestiti. Eppure Salomone in tutta la sua ricchezza non è mai stato vestito bene come i gigli del campo, perché noi dovremo preoccuparci di come ci vestiremo. Dio si preoccupa per noi. Dio si preoccupa per noi. In ogni situazione, anche nella situazione più difficile, noi dobbiamo confidare in Dio. Questa parola di questa vedova con questo giudice ci dice che la nostra costanza ha come base la fiducia in Dio. La nostra costanza ha come base la nostra fiducia in Dio, il nostro confidare in Dio. Se vi ricordate la storia di Adamo ed Eva, appena dopo che ebbero peccato si ritrovarono nudi e Dio aveva tutte le scuse possibili per eliminarli definitivamente dalla faccia della terra. Invece che cosa fece? Prese delle pelli e fece dei vestiti per Adamo ed Eva. Dio si preoccupa con noi. Quello che noi dobbiamo fare è confidare in Lui. La nostra costanza ha come base la fiducia in Lui. È una fiducia che viene già da prima. La nostra fiducia in Dio deve venire già da prima di vedere il miracolo nelle nostre vite. La nostra fiducia in Dio deve venire già da prima di vedere il miracolo nelle nostre vite. Pensate alla storia di Paolo e Sila, si trovavano in una situazione disperata come quella di questa vedova con questo giudice ingiusto. Paolo e Sila si ritrovavano, se vogliamo dirlo anche ingiustamente, in prigione. Per aver fatto cosa? Per aver scacciato un demone da una persona. E finché erano in prigione, ancora prima di essere stati liberati, ancora prima di aver visto il miracolo nella loro vita, Paolo e Sila hanno lodato Dio.
Ancora prima di vedere il miracolo nella loro vita, Paolo e Sila hanno lodato Dio, e dopo che hanno lodato, Dio ha fatto il miracolo. Il profeta Abacuc fa un cantico nel capitolo 3 del suo libro, e in questo cantico c'è una frase che è anche molto conosciuta perché è una bellissima lode in portoghese, che dice più o meno così: anche se il frutto del fico non ci sarà più, e anche se la vigna non fiorirà più, e anche se la vite non darà più il suo frutto, anche se l'ulivo non darà più il suo frutto, anche se non ci saranno più bestie negli ovili, nelle stalle, anche se succederà tutto questo, io loderò il Signore. Anche se ci sarà carestia, anche se andrà tutto male, io loderò il Signore. Ovvero, ancora prima di vedere il miracolo nella mia vita, io loderò il Signore. Questo è il principio della costanza. Un cristiano che è costante sa che Dio si prende cura di lui. Un cristiano che è costante non prende qualsiasi situazione triste o qualsiasi situazione negativa che sta vivendo nella sua vita e si rivolta immediatamente contro Dio. Un cristiano che è costante non fa questo, perché le prove arrivano, e anzi nella lettera di Giacomo c'è scritto che più noi perseveriamo nelle prove, più Dio si rallegra di questo. Noi dobbiamo perseverare nelle prove. Chi ci prova è Dio. Dio non ci tenta, Dio ci prova. C'è scritto che Dio non può essere tentato e allo stesso modo non tenta nessuno. Dio non ci tenta, Dio ci prova. Chi ci tenta è Satana, perché la tentazione è fatta per far cadere qualcuno, ma la prova è fatta per aumentare la fede di qualcuno. Tante persone che non sono costanti nella loro vita cristiana, appena arriva la prova, appena arriva la minima difficoltà, si prendono questa cosa e si rivoltano subito contro Dio. Noi non dobbiamo fare questo. Appena arriva la prova, noi dobbiamo già lodare Dio, sapendo che Lui risolverà questo problema, come Paolo e Sila fecero, come Abacuc fece in questo cantico. Noi dobbiamo già lodare Dio, sapendo che Lui ha la soluzione di questo problema. Ci sono prove che a noi sembrano tanto grandi, ma in realtà non lo sono. Dio non ti darà mai una prova che è più grande di quella che tu possa sopportare. Mi ricordo che quando ho cominciato a venire in chiesa, ormai 11-12 anni fa, spesso si raccontava una storiella. In quegli anni si raccontava veramente molto comunemente. Adesso è da tantissimo tempo che non la sento più e per questo voglio riproporla, ma prima bevo un goccio d'acqua. È l'allergia. Sono sicuro che quasi tutti voi l'avrete già sentita, spero non tutti, ma è una storiella divertente, ma che ci fa capire molto bene quello che la costanza nella nostra vita deve portare a segno. C'è un uomo che si lamenta della croce che deve portare. Già tanti fanno così con la testa. C'è un uomo che si lamenta della croce che deve portare. E allora prega Gesù e dice: Gesù, non voglio portare questa croce, è troppo pesante per me, è una difficoltà troppo grande, una prova troppo grande, liberami da questa croce, dammi un'altra croce. Allora Gesù ascolta questa preghiera, prende quest'uomo e lo porta con sé dentro una stanza. E quest'uomo entra in questa stanza e c'è pieno di croci in questa stanza. Allora quest'uomo si guarda intorno e vede questa croce, mamma mia, gigantesca, 10 metri di croce, no, questa qua non fa per me. Dopo si gira questa 15, ma no, questa qua la lasciamo alla pastora. Dopo si gira, ne vede una un po' più piccola, più o meno alla sua altezza, ma no, ancora non va bene. Poi a un certo punto là nell'angolino vede una piccolina, dice sì dai, questa qua è quella proprio giusta per me. Gesù, io scelgo quella croce lì. E Gesù gli dice: ma come scegli quella croce lì? Questa qua è quella che già stai portando. Questa storia che
sicuramente molti di voi hanno già sentito, ci fa capire che le prove che Gesù dà nelle nostre vite sono quelle più giuste per noi. Ci sono prove che noi non riusciremo a sopportare, ci sono prove che, wow. Dopo lo presentiamo nei visitanti. Amen. Ci sono prove che non riusciremo a sopportare, ci sono prove che potrebbero essere troppo pesanti per noi, ma la costanza, la nostra costanza si vede in questo. Noi non dobbiamo rifiutare le prove che Dio ci dà. Noi non dobbiamo rifiutare le prove che Dio ci dà, perché le prove che Dio ci dà sono quelle giuste per noi. E se noi perseveriamo nelle prove che Dio ci dà, come c'è scritto nella lettera di Giacomo, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Io voglio invitare ad alzarti adesso. Questo pipistrello ha fatto sì che la predica finirà. Chiamo alla lode a venire su. No, mi passa il microfono lì. Abbiamo carne per la cucina. Preghiamo insieme che ognuno di noi possa vivere una vita costante come cristiano, per tutto quello che Gesù ci ha insegnato, perché attraverso la costanza noi avremo la salvezza, perché la costanza è ciò che ci rende veri cristiani, veri esempi di cristiani davanti alle altre persone come Paolo era, per tutto quello che la costanza compie di buono nelle nostre vite. Ma non solo per questo, perché penso che la costanza deve essere una componente fondamentale per tutti noi cristiani. Avere una vita costante con Gesù, costante nella preghiera, costante nella lettura della parola, costante nei momenti di intimità con Dio, costante nella presenza in chiesa, non tanto per venire a sentire il gruppo di lode o predicatore, ma proprio per partecipare alla vita di chiesa, una vita costante con Gesù. Questo è quello che Gesù vuole da noi, e Gesù l'ha insegnato più e più volte all'interno della sua parola e attraverso la sua stessa vita. Gesù ha vissuto una vita costante con il suo ministero, con quello che lui è venuto qua a fare. Non ha mai vissuto una vita doppia, una vita predicando qualcosa e vivendo qualcos'altro. No, Gesù ha vissuto sempre una vita retta, e non semplicemente una vita senza peccato, ma proprio una vita retta, andando sempre in un'unica direzione, che era la volontà del Padre. Allo stesso modo Gesù desidera che noi viviamo questa vita retta, non vivendo una vita in più direzioni, ma vivendo una vita centrati solo su di Lui, con Lui come obiettivo, con la volontà di Dio a farci da guida. Preghiamo insieme che noi possiamo
venire a vivere questa costanza nella nostra vita, questa perseveranza nella nostra vita, questa continuità cristiana nella nostra vita, per essere degli operai approvati da Dio, delle persone approvate da Dio, dei figli approvati da Dio, dei cristiani approvati da Dio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti lodo, Signore, ti ringrazio per tutto quello che tu fai nelle nostre vite, Dio, e ti prego, Signore, in questo momento di venire a mettere dentro di noi un cuore nuovo, Signore, di venire a mettere dentro di noi uno spirito nuovo, Signore, che è uno spirito di costanza nella nostra vita cristiana. Non farci, Signore, sviare a destra né a sinistra, Signore, ma facci seguire retto su quella via che sei tu, Signore, l'unica via da seguire, l'unico cammino da seguire. Padre, nel nome di Gesù, che la nostra vita di costanza sia costanza nella preghiera, costanza nel rapporto con te, costanza nell'intimità con te, nella lettura della tua parola, costanza nel venire incontro a te, Signore, in ogni momento della nostra vita, attraverso i nostri pensieri e ancora di più attraverso le nostre azioni. Che la nostra vita possa essere, Signore, sempre una vita costante come cristiani, per essere approvati da te, Signore, per essere approvati come tuoi figli, Signore. Noi vogliamo continuare a seguire quelli che sono stati i tuoi passi. Come tu, Signore, hai vissuto una vita costante, così anche noi vogliamo vivere una vita costante. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire questa Chiesa e che questa Chiesa possa vivere questa rettitudine di vita cristiana con te, una vita costante con te. Nel nome di Gesù. Amen. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa
perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, hai parole di vita. Perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita, non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Mantenendo o nosso sguardo su Gesù. Mantenendo o nosso sguardo su Gesù. E liberando-ti di ogni distrazione. Liberando-ti di ogni distrazione. L'inimico fa di tutto per distrarci. Ma noi sappiamo che da Gesù viene. Soltanto Lui ha parole di vita eterna. Soltanto Lui ha parole di vita eterna. Non ci lasciamo distrarre del nostro nemico. Che la costanza possa essere qualcosa che noi cerchiamo ogni giorno. Che la costanza sia qualcosa che noi possiamo cercare ogni giorno. Che lo Spirito Santo ci dia la forza per rimanere. Perché non c'è un altro luogo più bello. Non c'è un altro luogo che noi vogliamo stare di più che la presenza del Signore. Un giorno alla presenza del Signore vengono più di 1000 di quelli fuori. Un giorno alla presenza del Signore può valere tutta la nostra vita.
Un giorno della presenza del Signore è più bello di 1000 giorni fuori. Non c'è un altro luogo che noi vogliamo stare che è la presenza del Signore. Cantiamo ancora una volta. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Cantiamo. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Amen. Signore, mi chiedi di fare una preghiera per una persona questa sera. Io non so perché, ma da quando questa persona è arrivata, Dio ha detto prega per lui. Io vorrei chiamare qua, non so perché, Luan. Vorrei che tu venissi qua davanti. Io vorrei chiedere a missionari, ai pastori di fare una preghiera per lui. Il Signore sa il perché. Questa settimana il Signore mi ha impulsionato a pregare per persone e oggi il Signore vuole che noi preghiamo per questo ragazzo. Io non so il perché, Luan, ma il Signore vuole che noi preghiamo per te. Puoi stare qua, Luan. Puoi stare qua. Missionario Marinei, puoi venire? Enrico. Intercediamo per lui. Io non lo so il perché, ma Dio lo sa. Dio lo sa e Dio conosce la sua vita, Dio conosce i progetti, Dio conosce gli attacchi, Dio conosce le circostanze. Spirito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Padre. Senhor, nós metemos na vida de Luana na tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Padre, em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, tu conosci, Senhor, tu conosci, tu conosci, tu conosci, soltanto tu conosci, Padre. Tu conosci il giorno di domani. Tu conosci, Senhor, quello che lui vivrà, Senhor, tu conosci, Padre. Tu conosci, Senhor, noi non sappiamo, ma tu sai. Tu sai, Espírito Santo, tu sai. Tu conosci, Signore. Tu conosci la sua vita, Signore. Padre, nel tuo nome noi intercediamo, Signore, la tua protezione sulla vita di Luan. Signore, la tua protezione sulla vita di Luan, Padre. Padre, nessun attacco nemico, Signore. Niente, Signore. Niente, Signore. Niente, Signore. Niente, Signore. Niente, Signore, che nessun dardo del nemico, Signore, possa arrivare, Signore. Padre, tu conosci, Signore. Tu sai i pensieri che ha per lui, tu conosci. Padre, tu conosci cosa lui sarà tra 10 anni, tra 5 anni, Padre. Tu conosci, Padre, in nome di Gesù.
per questo noi intercediamo, Signore. Noi intercediamo per la sua vita, Signore. Spirito Santo, in nome di Gesù. In nome di Gesù. Io vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. C'è tuo luogo che io vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. C'è un altro luogo. Che io vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Che questa possa essere per te una settimana piena, piena, piena dell'adorazione di Dio nella tua vita. Che tu possa adorare Dio in ogni giorno di questa settimana che sta per cominciare, come hai fatto questa sera, con un cuore donato a Lui, non solo con le labbra, non solo con la bocca, non solo con la voce, ma con il cuore. Che tu ogni giorno possa dire a Dio: Padre, io voglio stare alla tua presenza, perché dove potrei andare io lontano da te? Soltanto tu hai le parole di vita eterna, soltanto tu hai quello che desidero, soltanto tu, Dio. Che questa possa essere la tua adorazione in questa settimana, ogni giorno di questa settimana. Adora Dio col tuo cuore. Amen. Non ci sono compleanni, vero, da festeggiare? La Sara, è vero? Sarebbe anche la Sofia, vero? Amen. Possiamo alzare le nostre mani verso la Sara per benedire la sua vita, per benedire questo nuovo anno che sta cominciando. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita della Sara, Signore, che tu possa concederle un altro anno pieno di gioia, pieno di allegria, Signore, e pieno della tua presenza nella sua vita, Signore. Continua a custodirla e a farla crescere, Signore, a farla crescere fisicamente, a farla crescere nei tuoi cammini. Nel nome di Gesù, che possa essere un anno pieno, pieno, pieno di te. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sara, tanti auguri a te.
Dio ti benedica, che Dio benedica questa tua settimana, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia e che la presenza e lo Spirito di Dio siano sempre con te. E che l'amore di Gesù, che la grazia di Dio nostro Padre, che lo Spirito Santo siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen. C'è la cucina, purtroppo.